Buonasera a tutti, visti TV, in tenore di oggi, di Treiki del suo mese del Triulas a 2026. Bene, siamo tornati che in tenova, già sempre da via Salvemi, serie dei visti TV, dai visti, dai sei dei visti, dai sa Barbaggia dei visti, dai sa Sardegna, a tutto il mondo, poi no, avevamo questa pretesa. Ed è vero, arriviamo da tutto il mondo, tanto è che qualcuno ha ascoltato in Australia, ha ascoltato in Canada, ha ascoltato in Argentina, ma ti è arrivato Torrata, già detto tu, insomma, quindi che era una richiesta ascoltata vero in tutto il mondo, e non mi è arrivata chiaramente pochi la credo ascoltare. Bene, andiamo da innanzi, diamo su subito un'ocrateda a come si presenta Sadì e torniamo alla videata normale, tale poter entrare, ecco qua. Dico, questa è Saida, che lo biaitino, che hai resetto, insomma, ma che pure manco uguale, Said illuminata dal sole e promette calore meta, poi lo vediamo, insomma, demolo in temperatura a metà alta da questa un'altra fotografia, ecco. Da dire oggi si presenta da voi che in Carchinughedda, che a tabbessire verso la Sunne, che poi si incarna da Sauna e poi resta spalazzato su che lo è tornato a Carchinughedda verso la Schimbe, ma calore meta, oggi abbiamo 31 gradi, insomma, 31-32 gradi, e casa 33 e casa si presenta di voi, sole pleno tutto il giorno, che in 38 gradi casa, quello che ha provato sbagliato anche nella fotografia, che si è un grado, che purtroppo questo meteo ha cambiato impostazione e il montato in maniera diversa e la banda bianca del suo cellulare non permette di piccare tutto canto su chi mi dieta interessare e su chi piccaia può un mese a che insomma come hanno cambiato l'impostazione grafica. Bene, andiamo da innanzi, bosamento che l'ugola però noi scosaldata, già una lanciata di questa rappresentazione, le cinema sotto le stelle, su cane e su mio, sotto telemedeu, e tanta la proiezione, pure questo ballo delle vedo perché è un documentario che è stato girato in Lugula, si vede che si tratta di un montaggio, però insomma in qualche maniera che riferimento è stato un ballo da saglia. Andiamo da innanzi, abbiamo questa presentazione, su Seiki de Triulas in Piazza del Sorballo, su, presentazione di un libro, sempre in Lufula, è intitolato Batto una raionata, poi chi autore, chi pure chi Caterini, come me li dimenticanne, ma è Antonio Mara, insomma. Un libro che nasce da una ferita e diventa metodo, con Andrea Locci, Fiorenzo Caterini, Teresa Loie e Antonio Mara. L'illusione della tradizione, cioè su nesso di questo libro è scusto chi assai ne inventamos pure tradizione, se tutte tradizioni assai ne nulla è tradizione, cioè tocca di stare attenti, insomma. Il folklore sardo tra mito, cambiamenti e nuove responsabilità culturali, cioè gli schitti che si inventano una maschera, si inventano una tradizione che chi non sono mai stata sconnota e poi vabbè si cerca si documenta e da uno nulla si inventa qualche cosa. Questa cosa è patrocinata ed è do Giovi a Seichi a San Nove in piazza del Solballo, è patrocinata dai due Scoros, di Antonio Mara, Comune di Luvola, Regione Autonoma della Sardegna e Banco di Sardegna. Bene, fondazione non scorso este banco Sardegna Turismo, Sardegna non banco, Sardegna Turismo. Bene, andiamo da innanzi, si dimostra le cose, questo il devizi, ecco qua, questa è casa, Battori di Chiede Triulas, in romanzesu a San Nove,
il suono nascosto, identità, movimento, archeologia, benessere, storia nel cuore del parco di Tepilora. Rassegna di eventi con la concessione di contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora, progetto musicale Nicola Agus. Poi, sempre in bis, siamo sempre in romanzese, santuari neuralgici della Sardegna centro-orientale, tra religione, economia e società, con Giovanna Fundoni e Matteo Pischedda, ricercatori Università di Sassari, ore 20:30, sabato 18 luglio 2026. Entriamo sul giornale, ho ieri scritto il lunedì, il giornale sono più povero, però vediamo di Tebata. Utta, tragico schianto frontale, 2 morti e un'intera famiglia ferita gravemente sulla strada provinciale 2. Windon Sinner nella storia, ha vinto pure in cue. Prima spara, poi si toglie la vita, questo è tipo, questo rifiutato da una insegnante di danza. Ha sparato a 2 insegnanti di danza, entrambe illese, dopo essere stato rifiutato a un corso per il suo comportamento alle lezioni. Poi Cristian Muso, 52 anni, si è tolto la vita con un fucile nel parcheggio della stessa palestra di Mulino Beccio a Cagliari. Vai Kirka, tu ITA che su che vede umano, donna 57enne di Lanusei, annega in spiaggia a Orri. Cala Finanza, raid notturno a Villa Ioi, 10 colpi di pistola. Aeroporto di Elmas, lei che è magistrato Brianda, tutto preconfezionato. Oristano, volontari del 118, aggredita in ospedale. Gadoni cade con il parapendio durante l'atterraggio. Poi il commento este de una passione di massa di Lorenzo Piras. Ammettiamolo, il fenomeno Jannik Sinner rappresenta una rivoluzione culturale prima ancora che sportiva, quindi è detta di Gianni Sinner. Andiamo da innanzi, vediamo sulla nuova frontale sulla strada Peruta, 2 vittime. Respinto dal corso di danza, spara alla maestra e si uccide. L'uomo aveva già tentato un approccio con l'insegnante, cioè quindi non filtrante da danza. L'isola flagellata dal caldo record, un'altra vittima. Ancora una giornata di incendi e Tolde convoca i forestali. Morto l'emiro che comprò la Costa Smeralda. Campioni dei tuffi si sfidano davanti al pan di zucchero. L'isola in vetrina nella tappa dell'Ike Diving World Cup. Villa Flavia, insomma, praticamente dai QE. Porto Flavia, scusate. Sono tuffanne dai QE. Numero. Allora Talanas fa il bis in groppa a Diango. Siamo già ai danni non del Palio di Siena, ma del Palio di Ollollai. In un bel fantino di Orune trionfa per la seconda volta consecutiva al Palio degli Asinelli di Ollollai. Il rione Zappadule vince al fotofinish il Palu de So Vichinauso con Fabrizio Daga in sella a Bingo. Ecco, Bingo, Talanas, Daga, Giuseppe Talanas fa il bis e trionfa in groppa al suo somarello Diango davanti a migliaia di spettatori che hanno assistito alla 23esima edizione del Palio degli Asinelli nella centralissima piazza Marconi. In effetti questa cosa è nascita in Lugula, poi là era sicchita, insomma. Venire qua a Ololai è sempre bello, sottolinea a caldo il fantino orunese appena incoronato dopo la prestigiosa vittoria. Sento tanto questo palio. È un evento rinomato di cui si parla tutto l'anno e la voglia di esserci è sempre tanta. Anche se sono partito male, sono riuscito a recuperare gli altri e vincere un grande risultato. E ho ottenuto un grande risultato. Quando ho tagliato il traguardo per primo ci credevo e non ci credevo. Invece è andata
anche grazie all'asinello Diango. Speriamo vada sempre così. Chiude Talanas. Bene, complimenti a Talanas. Andiamo da innanzi. Salvini sui treni veloci. Sardegna più vicina agli standard nazionali. Poteschi, chiedono treni del Far West che va da Enugoro a Nichera Macumele. Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l'ATR 465 in viaggio a 150 km/h. La manovra in aula ad agosto, siamo agli anni del Consiglio regionale, mercoledì in commissione il primo ok alla variazione. Il primo via libera alla variazione di bilancio è atteso dopodomani, giorno in cui si riunirà la terza commissione presieduta da Alessandro Solina di M5 Stelle. All'ordine del giorno c'è l'esame degli emendamenti presentati lo scorso giovedì. Non sono tantissimi, 262 in tutto, di cui 219 soppressivi. Insomma, la pratica dovrebbe essere risolta il giorno stesso, ma per l'Aula bisognerà aspettare. Come da regolamento, l'opposizione può chiedere i 10 giorni di tempo necessari per stilare la relazione di minoranza. In questi mesi l'iter della manovra è stata caratterizzata da numerosi rinvii e sempre per responsabilità del campo largo, e adesso difficilmente il centrodestra sarà disposto a cedere spazi. Questo significa che la manovra annunciata prima del febbraio e poi per primavera tra i banchi dell'Assemblea sarda approderà a fine luglio, se non direttamente ad agosto, ma figurati, prima di agosto la prova. Bah. Terrore a Cagliari, spara all'istruttrice che lo aveva rifiutato. La donna e un'amica riescono a fuggire. Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra. Nara Mitue era stato allontanato dalla palestra per i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti ritenuti irrispettosi da parte delle istruttrici della titolare, un rifiuto che non sarebbe stato accettato da Cristian Muso, 52enne cagliaritano residente ad Elmar, che ieri mattina intorno alle 10 ha sparato 2 volte nel parcheggio della palestra in via Renzo Lacuni a Cagliari, nel quartiere di Mulino Beccio. Il primo proiettile era in direzione di un insegnante di danza che, secondo quanto ricostruito, lo ha respinto. Anche il giorno prima gli aveva negato l'iscrizione a un corso. Fortunatamente il proiettile non ha raggiunto la donna e nemmeno l'amica che era con lei. Entrambe sono riuscite a mettersi in salvo, poi con lo stesso fucile Muso si è tolto la vita esplodendo un colpo al torace. Manara Mitue. Nara Mitue. Iniziano i trasferimenti dei boss, i 41 bis arrivano a Bancali e Utta. Completate le verifiche ministeriali, voli notturni dalla prossima settimana. Il governo procede nonostante le critiche bipartisan dei parlamentari. Figurati, in colonia. Sa colonia funziona a Gai. Da Cagliari a Olbia con il treno veloce il test è un successo, ma il via libera dipenderà dalle verifiche tecniche. Non basta, insomma, arrivato che ha fatto questa strada in 2 ore qualche cosa. Il test è andato a buon fine, ora l'obiettivo è trasformare la sperimentazione in un collegamento stabile. Il treno veloce tra Cagliari e Olbia ha completato con successo la prova tecnica, aprendo la strada ad un servizio che potrebbe ridurre i tempi di percorrenza tra le due principali città della Sardegna a sole 2 ore e 15 minuti. L'annuncio arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce l'esito della prova un passaggio importante nel percorso di ammodernamento della rete ferroviaria isolana. Qatar, muore l'ex Emiro Altani,
fu l'artefice del boom del mini-stato, lo sbarco in Gallura, prima di abdicare, cioè è stato pure il finanziatore di tutto il gruppo armato in Qatar, in Libano, Palestina, eccetera, eccetera. Addio all'Emiro che ha trasformato il Qatar in una superpotenza economica e addio dunque allo sceicco che nel forziere di famiglia aveva inserito anche hotel, terreni, porto, ville, golf club, negozi e ristoranti esclusivi della Costa Smeralda. Ahmad bin Khalifa Al Thani, Emiro dal 1995 al 2013, 3 mogli, 24 figli e un impero intercontinentale costruito a suon di petrolio e gas naturale. È morto ieri mattina all'età di 74 anni. Fu un'operazione da 650 milioni di euro che nella primavera del 2012, attraverso un fondo sovrano, Doha fece i suoi in un solo colpo i principali asset della Costa Smeralda, acquistandoli dal finanziere statunitense Tom Barrack, che a sua volta aveva comprato da Karim Aga Khan, eccetera, eccetera, eccetera. Niente gara, svendita preconfezionata. Abbiamo già un esempio della telenovela su l'aeroporto del Cagliari. L'operazione si allarga il dibattito dopo la presentazione del ricorso straordinario a Mattarella. Aeroporto, anche l'ex magistrato Brianda, contro la privatizzazione dello scalo. Tutto preconfezionato, tutto già impegnato, senza neanche una gara pubblica. Mariano Brianda, magistrato in pensione, lo scrive sulla cessione dello scalo di Cagliari. Così, in un post indirizzato a Lucia Chessa, candidata presidente, eccetera, eccetera, ha portato la svendita del Mameli sul tavolo di Sergio Mattarella, affinché il capo dello Stato annulli le delibere con cui la giunta Todde sta sostenendo l'operazione. Il capo dello Stato in questa cosa non ha nessuna competenza, è un'operazione di carattere semplicemente politico. Il capo dello Stato non può annullare la delibera della regione. Poi che la regione sia facenne un burdo è un affare per chi investe in mezzo, è un'altra cosa. Ma gli staff di regione e Camera di Commercio non fermano la procedura. La scadenza di settembre prevista nell'accordo preliminare come termine ultimo per chiudere la cessione del Mameli ed avviare la gestione unica degli aeroporti sardi difficilmente verrà mantenuta. La scadenza di settembre che e poi in cui pur non cominciano a intendere sono le manette. Non ne fanno mistero la Camera di Commercio, l'azionista di riferimento dello scalo di Cagliari, ma la procedura non si ferma. Il 30 giugno la giunta dell'ente, con un mero indirizzo organizzativo e procedimentale, ha dato mandato al Presidente, al Segretario Generale e ai competenti uffici di dare seguito a procedimenti amministrativi necessari all'acquisizione. Su tutto dovranno essere affidati i servizi di due diligenze legali, i servizi di due diligenze legali, contabili, tributarie e finanziarie necessarie per alle attività connesse con il rilascio della perizia e del fairness opinion, il parere di congruità, come è scritto nella deliberazione del mese scorso. In buona sostanza, il Mameli di Cagliari andrà valutato per dare un prezzo all'attuale 94,45% detenuto dello scalo, 94,45% detenuta nello scalo, cioè da essa Camera del Commercio. Tuttavia i futuri azionisti della holding a guida F2I Ligantia hanno già deciso le rispettive quote, visto che il fondo privato avrà il 50,25%, la Camera di Commercio il 40,5%, la Regione il 9,25%. Risulta dagli accordi fino sottoscritti dalla Giunta Todde che adesso lavorerà sull'iter degli aeroporti
coordinandosi con l'ente camerale come prevede il cronoprogramma, e cioè praticamente c'è una nana da innanzi chi in questa truffa verso il popolo sardo. Spari nella notte a Calafinanza, il presidio prende le distanze, noi siamo per il dialogo, blitz a Calafinanza con colpi d'arma da fuoco a salve in aria. È scattato poco prima delle 4 di ieri, oltre la linea rossa che segna le proprietà di Tavola Bay a circoscrivere l'area intorno alla villa Joy, l'epicentro delle proteste di queste settimane contro gli investimenti sardo-brasiliani a Porto San Paolo. Qualcuno, approfittando del buio, è arrivato fino alla parte privata della residenza e del parco più vicina al settore accessibile. Stando a quanto riferito ai carabinieri della stazione di Porto San Paolo, sono stati danneggiati i cartelli con i divieti di accesso e gli oggetti utilizzati dalle guardie giurate del Tavola Bay nelle loro postazioni, in particolare le sedie. Ma il raid notturno è andato oltre, perché all'interno della ex villa Joy le persone presenti hanno udito una serie di colpi di arma da fuoco. Si parla di almeno una decina. Quando il personale di Tavola Bay è uscito sugli sterrati e nella scogliera davanti alla villa non c'era più nessuno. L'incursione ha interessato sicuramente una porzione di proprietà privata, ma nessuno è entrato nell'edificio che Villa Joy. Stando a indiscrezioni, ieri mattina è stata presentata una denuncia ai carabinieri e i militari, stazione di Porto San Paolo e reparto territoriale di Olbia, si sono messi subito al lavoro. Sarebbero stati trovati una decina di bossole di una pistola scacciacani. Inoltre il personale dell'Arma avrebbe già acquisito diversi filmati di sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Va subito puntualizzato che non ci sono elementi per ricollegare in alcun modo l'irruzione dentro la residenza di proprietà sardo-brasiliana con le proteste di questi giorni ed in particolare con il presidio permanente di Calafinanza. Determinati e pacifici. Durdicca Bacciu è la coordinatrice del comitato SOS Calafinanza, uno dei gruppi più attivi nell'avvertenza contro le operazioni immobiliari riconducibili, eccetera, eccetera. Le persone che da giorni danno vita al presidio di Calafinanza sono pacifiche e utilizzano il dialogo le informazioni acquisite con lo studio dei temi e la presenza pacifica sul posto per portare avanti la protesta. Non c'è spazio per altri comportamenti. Personalmente ho un confronto continuo con le istituzioni e le forze dell'ordine. Tutti sanno benissimo che noi siamo determinati, convinti delle nostre posizioni e pacifici. Devo anche dire che per quanto mi riguarda non ci sono mai stati atteggiamenti aggressivi da parte delle persone delle proprietà di Calafinanza. Noi abbiamo diritto di manifestare, continueremo a farlo e attenzione ci muoviamo, con attenzione ci muoviamo sempre in aree accessibili e nella porzione del demanio. Va bene, va bene, va bene. Autovelox 306 milioni di multe in 5 anni, poteschi da quanto prelevano a questo ladro. Una cosa è la polizia, la finanza, i tecnici, una cosa non so, comune è il ladro che pone los autovelox. Motorini in arrivo, le nuove regole, dal 16 luglio c'è l'obbligo di assicurazione. La polizza dovrà essere associata al contrassegno identificativo del mezzo, quindi è finito il tempo piratesco, adesso Michele adesso il monopattino, dove tocca da io che scomo, targa, assicurazione e casco. Allora,
Hormuz torna al centro della crisi, gli USA colpiscono diversi obiettivi, l'Iran risponde con i missili. Cioè, è chiaro che l'Iran è convinta che questa è la gallina delle uova d'oro, figurati se la molla gai. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte tra sabato e domenica, innescati ancora una volta da un attacco attribuito a Teheran contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz, cioè una specie di mafia praticamente opaca sta tangente, pur in base internazionale, così non ti lasciamo scolare, ti incafungamos. Si tratta della terza ondata di bombardamenti lanciata da Washington da quando, poco più di una settimana fa, Donald Trump ha decretato la fine della tregua. Altri raid sono stati condotti nel pomeriggio di ieri contro sistemi missilistici di difesa aerea iraniane e contro piccole imbarcazioni delle guardie rivoluzionarie nei pressi di Hormuz, compresa, secondo i media iraniani, l'isola di Kwerlin. Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani, ha reso noto il comando centrale USA. Li abbiamo colpiti molto duramente, ha dichiarato Trump, dicendosi sorpreso dell'escalation perché a suo dire le parti erano vicine ad un ultimo accordo. Ma in Iran va due o tre posizioni diverse. Ucraina ha annunciato un rimpasto di governo, Zelensky sostituisce la premier Silidenko. Il presidente, necessario un rinnovamento, è la quarta grande rivoluzione interna. Terminiamo quest'ultima pagina, battaglia di Hormuz, trema il Golfo, missili iraniani su Giordania, Qatar e Oman. Ieri nuovo attacco USA, Trump sono malati. Muore Ghanem, sceicco Chiamunat, ecco, il falco repubblicano del Senato, colpito da una breve malattia. Muore Graham da no Donald ad alleato. Questo praticamente è uno che è morto in America, uno che conta ammettere, insomma, il senatore. E Iran pare che si rivendica la morte di questo, quindi non vinto nulla. Forte sostenitore dell'Ucraina, di Israele, da nemico giurato di Donald Trump, ne era diventato uno dei maggiori alleati. Il senatore falco repubblicano Lindsey Graham è scomparso improvvisamente a 71 anni per una breve e improvvisa malattia, probabilmente un arresto cardiaco. E mentre fra i repubblicani della Carolina del Nord si apre la battaglia per prendere il suo posto alle elezioni di metà mandato, dove si prevedeva una che avrebbe ottenuto con facilità il suo quinto mandato da senatore, Donald Trump si è detto scioccato per la sua morte improvvisa. Ci avevo parlato ieri sera. È tornato da poco dall'Ucraina, stava bene, ma era stanco. Omicidio Widdecombe, fermato un ventottenne, che Madame ed è Inghilterra, in cui pur l'aggressione a Lady Brexit non ha un movente politico. La polizia di Devon e della Cornovaglia sabato ha arrestato un ventottenne accusato dell'uccisione di Anne Widdecombe, 78enne, che è deputata passionaria della destra, già paladina della Brexit. L'ha fatto giù danno. Sul movente però gli investigatori si dicono aperti a tutte le ipotesi, non ci sono elementi che indicano una motivazione politica e la polizia non cerca altri sospetti. Bene, che in questo terminiamo la novella di oggi, non diamo appuntamento a casa a samatesora, in tutto l'ascoltatore del Bizzi TV, che oggi mi pare metta pa cosa, vabbè, fa che nuda. Tanto uno poi si la ascolta tra in altre ore, insomma, ecco. Allora poniamo la sigla e tancattura, poniamolo, ecco qua, il solito di Vannichessa, e cominciamo la procedura di adios a mentre ridere. Oggi la telecamera a mantesimo, avvocato contro, non male.
A menso vedere di buona tutto da EBS TV, adiosu e menso la casa.